I mesi passano, meglio i giorni passano e non c'è nessuna novità buona per quanto riguarda il concorso fatto da centinaia di sardi per poter lavorare a tempo indeterminato, il sogno del posto fisso o in regione o in altri enti. Anzi, adesso c'è l'idea di assumere degli interinali. Ci ricordi il suo nome e cognome? Io sono Filippo Arba. Una situazione difficile. Sì, sono stati destinati, cioè c'è una mozione che prevede di destinare 4 milioni e mezzo di euro all'assunzione di interinali, mentre per lo scorrimento della nostra graduatoria ancora non vengono trovati i fondi. Le nostre figure sono necessarie al sistema regione, come dichiarato anche dai sindacati, un sistema regione fortemente carente di personale. Si parla di una carenza di 800 unità perché l'azione amministrativa possa essere sbrogliata nel migliore dei modi. Vi faccio pensare ai fondi del bando Resisto che ancora non arrivano a distanza di un anno e molte imprese sono in crisi per colpa di questi ritardi. Quindi diciamo che sono assunzioni per noi legittime e necessarie. C'è il rischio comunque che con la questione degli interinali si scateni praticamente una guerra tra lavoratori che hanno fame di lavoro? Sì, certo, non parlo di una guerra, qui si parla di una graduatoria che è frutto di un percorso concorsuale lungo. Chi sta in questa graduatoria ha dovuto passare 3 anni sui libri, studiare e faticare per essere qui. Le agenzie interinali sono spesso un modo per bypassare l'assunzione tramite concorso pubblico. Vi ricordo l'articolo 97 della Costituzione che dice che al pubblico impiego si accede attraverso le pubbliche selezioni. Sicuramente non è questo il caso delle interinali. Lei personalmente che difficoltà sta vivendo? Insomma, lei si sognava già comunque col posto fisso, tranquillo, invece è a terra. Guarda, io non sono stato sicuramente nella mia vita una persona che è rimasta a guardare, sono soggetto accreditato ad erogare la formazione per la regione Sardegna, ho studiato relazioni internazionali e attualmente sono un piccolo imprenditore e sono il titolare di una piccola impresa. Abbiamo attraversato il periodo del Covid con grandi sacrifici e grande fatica. Sono io forse personalmente una testimonianza dei ritardi nell'erogazione di questi ristori che ancora non arrivano. E dall'altra parte dico che se c'è una graduatoria che si può utilizzare perché queste azioni vengano velocizzate, penso che sia scontato che si debba usarla. Un altro lavoratore è beffato a Voltare al Palo, ci ricordi il suo nome? Alessandro Melis. Lei quanti anni è, da dove arriva? Allora, io ho 26 anni, vengo da Muravera. Giovanissimo, anche lei ha studiato e lei è a terra. Allora, anche io ho studiato come i miei colleghi, sono risultato idoneo nella graduatoria del concorso ASPAL. Sostanzialmente quello che chiediamo oggi ai consiglieri regionali quindi è praticamente di trovare dei nuovi fondi per assumere il personale dipendente come noi. Lei che titoli ha? Allora, io sono laureato in relazioni internazionali qui alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di Cagliari. Sostanzialmente quindi sbloccando le nostre assunzioni, come ha detto il collega, riceveremo praticamente, riceverebbe un beneficio tutto il tessuto imprenditoriale sardo, tutti i cittadini, perché appunto avremo uno sblocco appunto dei fondi di ristoro che sono ancora bloccati. E soprattutto i sardi aspettano, ma i soldi non arrivano e danneggia praticamente tutto il sistema Sardegna. Non è soltanto l'aspettativa legittima di un tempo indeterminato e non chiediamo assolutamente nessuna guerra tra lavoratori, nessuna guerra fra poveri. Noi non vogliamo assolutamente scavalcare nessuno, chiediamo un'assunzione legittima e gli interinali come le persone da stabilizzare sono un costo, allora se venissero presi adesso sarebbero un costo maggiore, l'azione amministrativa deve rispettare il principio di economicità ed efficienza. Si è parlato anche di una sponsorizzazione, mi passa il termine, che ha avuto anche lei come tutti i suoi colleghi che si trovano in questa situazione da parte dei sindacati. Abbiamo avuto senz'altro l'appoggio di diverse sigle sindacali che sono d'accordo con noi che l'assunzione tramite scorrimento dell'unica graduatoria in vigore nel sistema regione per il nostro profilo, quindi il funzionario amministrativo, è la soluzione più economica e più efficace per risolvere praticamente tutti i problemi della carenza di personale degli uffici della regione autonoma. Ipotizziamo che il concorso che lei ha vinto, adesso c'è un tempo da rispettare, vada tutto a scadenza e lei resti con un pugno di mosche in mano, cosa conta di fare? Vabbè, allora noi non siamo mai rimasti con le mani in mano, cioè noi siamo comunque attivi in altri lavori, oppure comunque ci sono molti nel precariato, molti nella disoccupazione, molti stiamo tentando altri concorsi. Quando abbiamo questo concorso già finito con le risorse possibilmente stanziabili, e niente, chiediamo semplicemente che venga rispettato almeno
quello che si può ottenere con la capacità assunzionale della regione, che appunto ha carenze per centinaia e centinaia di figure, e con la legge Omnibus in discussione adesso abbiamo le risorse necessarie che si possono mettere appunto in bilancio per la nostra assunzione. Lei è giovanissimo, ha 26 anni, quanto sarebbe importante l'assunzione, comunque entrare in un meccanismo comunque che le garantirebbe un futuro? Sarebbe comunque una bella sistemazione, come lo sarebbe per tutti, ma giustamente c'è un concorso alle spalle con prova preselettiva, scritta e orale, in cui è stata risultata un'idoneità insieme ad altre 561 persone su una selezione che ha visto più di migliaia e migliaia di candidati.